Buonasera dal TG1. Non c'è tregua per chi deve spostarsi in aereo. Anche quella di oggi è stata una giornata drammatica, cadenzata da ritardi e cancellazioni. A rendere più difficile la vita ai passeggeri c'è stata anche la nebbia. A Milano, a causa della scarsa visibilità, non sono partiti 18 aerei, una ventina di voli sono stati invece dirottati su altri scali. Disagi e ritardi anche a Fiumicino, 85 voli cancellati e quasi tutti i voli hanno subito ritardi mediamente di un'ora. E l'Alitalia ha fatto sapere che da domani e per tutta la settimana sarà costretta a cancellare dai 65 ai 70 voli giornalieri. Sul fronte dei negoziati, stasera a Palazzo Chigi il governo ha esaminato le richieste di chiarificazione formulate dai controllori di volo dopo la proposta del governo. Via libera alla privatizzazione dell'ENI, uno dei maggiori gruppi industriali italiani. L'Assemblea della società questa sera ha varato le modifiche allo statuto necessarie per il collocamento dei titoli a Piazza Affari. Sono state introdotte tutte le misure previste dalla legge. I soci privati non potranno avere più del 3% del capitale. Inserita la clausola del gradimento all'ingresso di nuovi soci e richiesta l'ammissione alle quotazioni a Wall Street. Poi è stato fissato un tetto dell'1% per la presentazione delle liste di minoranza. Le modifiche statutarie sanciscono anche il voto di lista e per corrispondenza, ampi i poteri lasciati al Ministero del Tesoro. Una prima intesa di massima è stata raggiunta stasera al Ministero dei Trasporti tra i guidatori delle bisarche e i rappresentanti della committenza. La trattativa vera e propria partirà domani pomeriggio. In particolare si discuterà sulla percentuale di aumento delle tariffe di trasporto. Mercoledì il Senato discuterà la mozione di sfiducia al Ministro della Giustizia Mancuso, dunque non c'è stata l'estrema mediazione del Governo per rinviare l'appuntamento e far diminuire la tensione politica. Questa mattina infatti è stata annullata la riunione della conferenza dei capigruppo, cui avrebbe dovuto partecipare il Presidente del Consiglio Dini. Dal Polo si chiede che Mancuso, anche se dovesse ricevere la sfiducia, rimanga al suo posto e che anzi si rivolga alla Corte Costituzionale per conflitto di attribuzioni. Dal centro-sinistra, al contrario, si ripete che una volta sfiduciato da una delle due Camere, Mancuso debba immediatamente dimettersi senza che questo comporti conseguenze per il governo Dini. Per il Presidente della Repubblica, che oggi ha parlato alla cerimonia di conferimento dei cavalierati del lavoro, il mondo politico italiano ha subito una malattia seria e un intervento chirurgico vasto. Non è sempre facile, ha osservato Scalfaro, dire il giorno in cui la malattia è finita e comincia invece la convalescenza. Il Presidente è tornato poi a ribadire che la nostra Costituzione pone il Parlamento al vertice e il Presidente della Repubblica in ascolto ubbidiente al comportamento, alla volontà e alle decisioni parlamentari. E andiamo all'estero. A Washington 1 milione di neri hanno manifestato accogliendo l'invito di Louis Farrakhan, il discusso leader del movimento Nazione dell'Islam. Farrakhan ha apostrofato la folla in nome di Allah e ha detto che ci sono due Americhe, divise e disuguali. Il leader nero si è anche paragonato a Gesù, Mosè e Maometto. Sulla questione razziale è intervenuto anche il presidente americano Clinton, oggi lontano da Washington perché in visita nel Texas. Clinton ha lanciato un invito alla riconciliazione, ma ha anche sostenuto che alcuni di coloro che hanno partecipato alla manifestazione di Washington hanno parlato di odio e di divisione, ha detto Clinton, senza nominare Farrakhan. Attentato ieri in uno stadio di calcio a Donetsk, una città dell'Ucraina. L'esplosione di una bomba ha ucciso il presidente di una squadra di calcio e ferito altre 5 persone. La partita è stata immediatamente sospesa e gli 8.000 spettatori sgomberati. 18 mesi fa la persona rimasta uccisa era stata già ferita da alcuni sconosciuti assalitori. La città di Donetsk ha un tasso di criminalità molto elevato e anche il presidente della squadra di calcio era un personaggio, pare, controverso. Torniamo in Italia, il sequestro vince a poco più di 24 ore dal rilascio del giovane imprenditore di Macomer. Gli inquirenti sono convinti di aver messo le mani sull'intera banda dei sequestratori. 5 arresti sono scattati subito dopo il rilascio dell'imprenditore e dopo il pagamento di un riscatto miliardario, ma gli ordini di cattura erano pronti almeno da un mese. Ora fioccano le polemiche degli stessi magistrati sardi contro la legge che impone il blocco dei beni alla famiglia dell'ostaggio. False pensioni e falsi invalidi. Ci sono sviluppi nelle inchieste condotte rispettivamente a Torino e a Roma. 7 gli arresti nel capoluogo piemontese con le accuse di truffa aggravata, associazione per delinquere, falso in atti di ufficio e corruzione. Il tutto ai danni dell'INPS. Le truffe andavano avanti da più di 6 anni.
Con timbri fasulli e manipolazioni al computer i funzionari facevano figurare a vantaggio dei loro clienti disposti a pagare milioni fino a 22 anni di falsi contributi. A Roma spunta una vera e propria organizzazione in una USL per favorire l'assunzione dei falsi invalidi in cambio di voti. C'è il primo politico rinviato a giudizio per questa inchiesta ed è l'ex democristiano Pino Lucchesi. Altre 50 persone sono indagate nell'ambito dell'inchiesta sulle cosiddette baby pensioni concesse ad ex funzionari e a impiegati di partito. Steffi Graf ha perso lo sponsor. La casa automobilistica Opel, cui la tennista è legata con un contratto che scade a fine anno, ha rinunciato alla sua testimonial coinvolta nelle accuse di frode fiscale che hanno già portato in carcere il padre. Alla Opel specificano di non voler abbandonare la campionessa di Wimbledon, ma di non aver ricevuto chiarimenti soddisfacenti sulle indagini. Il contratto di sponsorizzazione era uno dei più lunghi, prestigiosi e lucrosi mai firmati da una star dello sport in Germania. E siamo al tempo previsto per domani, cielo sereno tranne sulle zone meridionali della Sicilia e della Sardegna dove ci potranno essere brevi piogge. La nebbia continuerà ad interessare la Padana e i litorali dell'Adriatico centro-settentrionale nelle ore notturne e nella tarda mattinata. Nebbie in banchi invece nelle altre valli e lungo le zone pianeggianti del centro-sud, temperatura stazionaria, venti deboli, mari poco mossi. Ed è tutto per questa edizione del TG1, la prossima come sempre alle 24. Io vi ringrazio per essere stati con noi e auguro a tutti una buona serata, arrivederci.